Mm, so quasi. Sì, un po' imbruttito. Perché guarda quel video del giornalista di BBC che si era permesso di parlare del spot del Presidente del Consiglio che consigliava agli italiani di fare vacanze nel proprio paese, non è niente di così, no? Anomalo in tutto questo, con delle immagini meravigliose dell'Italia, perché l'Italia è un paese meraviglioso, oltre che essere un paese pieno di storia e di arte, e si vede che gli altri paesi qualche d'uni cicca, cioè, scusi me, questo è il motivo. Per cosa e dice che si sta omesse immagini delle montagne, va bene, si sta omesse immagini delle montagne, si sta scelto di mettere immagini di città, no? Noi altri italiani sappiamo benissimo che avevamo i Dolomiti in Italia, no? Dopo che ha intervistato un paio di persone italiane che ovviamente invece che tender verso gli italiani, no? Che parla mal e quindi cioè, l'immagine proprio nostra è sempre che nazionalisti che siamo. Dovremmo imparare un tantin così dai francesi che anche un schito di coombo io fa sembrare chissà cosa. Ni altri invece anche chissà cosa io facciamo sembrare che abbiamo sta capacità un schito di coombo. Non siamo proprio nazionalisti. Cioè. Sì, sì, va bene, comunque non è un discorso politico. Qualsiasi nome Gabbia è persona che ha fatto spot, non è necessario infierire e trasformare questa cosa in una cosa politica. Si parla di vacanze, non di altro. Che a ti te piace e a voi di chi che lo ha fatto o non a te piace, questo è un problema esclusivamente tuo, che non c'entra con quello che dice Spot. Spot consiglia di fare vacanze nel proprio paese e fra l'altro in mezzo a queste immagini che sia anche la città più bella del mondo, che ovviamente è a si chiama Venezia. Scusi me se è poco, dica a quello di BBC che vada a torse un panino a Londra con il salame fatto di plastica che ti costa 20 euro a panin. Va bene, ti va a Londra? Ben, divertite. Buon viaggio. No, no, mi vado a Napoli. Vado a fare costiera amalfitana, vecchio mio. Te sei udo, va a Londra, non che se mai il sol. Sta e date a man con quello di BBC. Allora non sta fatti intervistare e parlare male dell'Italia, perché quando che ti trovo ti davo un pugno in bocca stavolta. Te sei udo, buone vacanze, buone vacanze.